Nel tempo difficile delle chiusure delle imprese costrette a staccare la spina, la Stiga investe a Castelfranco Veneto con una nuova linea produttiva destinata a valicare i confini nazionali e aggredire il mercato internazionale con la robotica applicata al giardinaggio. L'azienda, che esporta già in 70 paesi, ha presentato oggi Stig, robot di ultima generazione per il taglio dell'erba ad uso domestico. Un prodotto sviluppato e disegnato qui in Italia da ingegneri italiani e sviluppato e prodotto in una fabbrica italiana. Stig ci porta in quello che sarà il futuro della nostra azienda. Autonomo, programmabile, ma soprattutto efficiente. La rivoluzione è quella del lavoro sostenibile. Dietro Stig ci sono quasi 30 brevetti. Il team è assolutamente eterogeneo e è composto da ingegneri, tecnici, prototipisti, sviluppatori software, informatici e addirittura abbiamo anche un agronomo. Il mondo non si ferma perché un domani arriverà e avere aziende che hanno questo tipo di visione, sapere di averle in città, ribadisco, è un motivo d'orgoglio. Presente all'inaugurazione del progetto, che rientra in un piano di investimento di oltre 15 milioni di euro, anche la vicepresidente di Confindustria con delega all'ambiente Maria Cristina Piovesana.